Cultura d'impresa, innovazione e responsabilità sociale, questo è il patrimonio che la piccola industria di Sigindustria ha trasferito oggi a studenti e insegnanti in occasione della 12ª edizione del PM Day, la giornata nazionale delle piccole e medie imprese organizzate da Piccola Industria di Confindustria in collaborazione con le associazioni del sistema. Un'edizione che rispetto alle normative legate all'emergenza Covid ha mantenuto una doppia modalità di svolgimento in presenza e virtuale con visite e incontri organizzati sulle varie piattaforme online. 500 gli studenti e 12 le imprese che hanno preso parte al PM Day di Sigindustria nelle varie province, tra cui la nostra Agrigento, Messina e Palermo. 35 allievi dell'Istituto Alberghiero Ambrosini di Favara hanno incontrato in collegamento da remoto la Di Stefano SRL, un'azienda specializzata nella realizzazione di prodotti per la ceracria. Altri 45 dell'Istituto Enrico Fermi di Aragona sono invece accolti in presenza dalla Telesicurezza Service di Canicattì, specializzata nella realizzazione e montaggio di sistemi integrati per la sicurezza ambientale. Per i nostri giovani, ha commentato la preside dell'ISC Fermi Elisa Casalicchio, è sempre una grande opportunità conoscere le realtà produttive del nostro territorio. Riprendiamo così un rapporto di collaborazione con Sigindustria che adesso ci ha visti protagonisti in remoto, ma che speriamo quanto prima di trasformare in visite aziendali in presenza. Dello stesso avviso anche la dirigente scolastica dell'Istituto Ambrosini, Milena Siracusa, e gli studenti che hanno espressamente chiesto di poter riprendere lo svolgimento dell'alternanza al fine di completare il percorso formativo già intrapreso.